È successo tutto in pochi secondi. La tragedia che si è consumata ieri sera, poco dopo le 21:40, ha dell'incredibile. Al centro una serie di concause che riviste oggi non sanno dare una spiegazione. Una guardia giurata sfreccia a tutta velocità lungo la Udine Tricesimo, non si ferma all'al della stradale, scatta l'inseguimento. All'altezza del parco commerciale di Reana si consuma la tragedia. L'uomo, Renzo Vuattolo, 56 anni, sposato e residente a Tarcento, una volta sceso dall'auto avrebbe giustificato la sua corsa per una chiamata d'urgenza di intervento. A quel punto, sempre secondo la ricostruzione ufficiale fornita, gli agenti chiedono i documenti per indomare controllo di rito. Il Vuattolo si accorge di non averli al seguito, nemmeno il tempo di capire, estrae la pistola d'ordinanza e si spara un colpo secco alla tempia che non gli lascia scampo. Seppur celeri, inutili, visto che l'uomo è spirato all'istante. Sul posto 3 volanti della questura di Udine coadiuvati dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Viale Trieste. Effettuati i primi rilievi di legge sul luogo del tragico evento e dopo il sopralluogo del medico legale il via libera da parte del magistrato per la ricomposizione della salma presso l'obitorio dell'ospedale di Udine. Salma che al momento resta a disposizione dell'autorità giudiziaria, dove nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia. Nessuna ipotesi viene al momento scartata. Export in Algeria e Marocco, quali i punti di forza di questi paesi e perché la scelta di investire a livello di imprese friulane? Sicuramente sono due paesi che rappresentano un po' la porta dell'Africa, un paese, un continente che è ancora tutto, se vogliamo, sotto certi aspetti da esplorare, ma che sta crescendo con prodotto interno lordo con percentuali elevate anno dopo anno, possibilità di mercato per le imprese del nostro territorio. Ci sono delle visite organizzate con diciamo interlocutori e la Camera di Commercio organizzata che guida le imprese in un percorso che non è sempre facile, quello dell'internazionalizzazione. Le imprese hanno bisogno, come dire, di essere guidate rispetto a progetti a rete che si uniscono per avere più forza, devono avere il sostegno anche della finanza, del credito e devono essere supportate soprattutto sull'aspetto tecnico che guida la presenza nei paesi che non si conoscono. C'è un settore nello specifico più esportabile di cui il Marocco, ad esempio, ha maggior bisogno? Le possibilità sono in tanti settori, a partire dal mondo agricolo, loro hanno bisogno di sviluppare parecchio, ma rappresenta un pezzo dell'economia loro importante. Il 50% dell'occupazione marocchina per esempio è presente lì, quindi hanno bisogno di incrementare macchinari, sistemi industriali, di un settore agricolo importante. Ovviamente qui come in Italia si sviluppa poi il discorso della filiera agroalimentare, no? Quindi dà delle possibilità infinite, ma ricordo anche che le caratteristiche del nostro sistema industriale può aiutare, c'è un sistema edilizio in crescita, quindi anche il mondo dell'arredamento, dell'edilizia stessa e tante altre attività. Sono dei paesi che stanno crescendo e hanno bisogno di tutto quello che noi abbiamo avuto bisogno anni fa. Gestione dei flussi migratori, quali le lacune secondo lei dell'Europa e come farvi fronte? Perché oggi l'Europa non ha una gestione comunitaria, ci vuole una cabina di regia dove bisogna gestire appunto l'asilo e dove bisogna gestire tutti i flussi migratori, ma soprattutto una forte politica estera, ma anche una forte cooperazione allo sviluppo. Oggi l'Europa fa delle direttive, fa delle norme, ma poi che vengono recepite in ogni singolo paese diverso in un modo l'uno dall'altro. Oggi noi dobbiamo pretendere che quella cabina di regia possa funzionare appunto come una comunità, come un'unione, appunto, per riuscire anche a dare forza di fronte anche alle emergenze a cui stiamo facendo fronte. La Lega le imputa l'incremento dell'immigrazione, tant'è che quest'oggi sta effettuando un volantinaggio qui a Udine. Come risponde? Bossi-Fini, che ci ha portato a un aumento di persone in stato di irregolarità, in un aumento delle persone che non sono quelle di rimuovere gli ostacoli per agevolare appunto l'inclusione sociale, ma sono quelle di creare sempre più sacche di marginalità e dove si aumenta la paura e si crea appunto lo stato di emergenza. Ecco, la Lega dice che sono io che ho aumentato i clandestini, come li chiama, in realtà è la legge Bossi-Fini. Il CIE sul territorio si è rivelato fallimentare? Sì, infatti il CIE ha chiuso. E quella che bisogna chiedere è poter avere anche dei luoghi di apertura
di accoglienza, non dei luoghi di chiusura. Ius Soli, perché secondo lei è una priorità? È un fatto anche culturale. Prima di tutto noi non possiamo investire su dei giovani e poi a 18 anni diciamo che abbiamo finito e possono tornare nel paese di origine che magari non hanno mai conosciuto. Uno Stato deve essere in grado anche di poter investire su dei giovani, educarli con le stesse opportunità, stesse capacità. Vuol dire iniziare la prima scuola elementare tutti insieme, ma iniziandolo da italiani, perché tutti hanno gli stessi diritti, pari opportunità per cominciare appunto un percorso di integrazione, perché la scuola è la prima palestra per l'integrazione. Tanto tuonò che piove. Tutte le voci che in queste ultime settimane si sono rincorse circa il futuro di Francesco Guidolin hanno trovato un naturale epilogo questo pomeriggio all'interno della sala stampa dello Stadio Friuli. Il tecnico di Castelfranco Veneto dalla prossima stagione non siederà più sulla panchina dell'Udinese. Dopo 4 anni, al termine di una stagione tribolata che ha segnato tra l'altro il graduale distacco della tifoseria, che non vedeva più in Guidolin l'allenatore in grado di rimotivare un ambiente abbastanza depresso, soprattutto in quei giocatori poco considerati e costretti a sedere su una panca accettata a malincuore rispetto alle ambizioni controvoglia represse. Pur tuttavia l'ex tecnico dell'Udinese rimarrà dell'entourage della società bianconera con mansioni diverse. Quali? Ascoltiamolo dalla sua voce. Questo è per me un bel giorno, anche se c'è un po' di tristezza per i motivi che verranno fuori magari nella conferenza stampa, ma è un bel giorno perché come ho sempre detto e come ho sempre pensato e come ho sempre desiderato, rimango qui, rimango in famiglia, rimango in Friuli, rimango in questa terra, e questo credo che poi voi possiate testimoniare, è sempre stato un mio grande desiderio. Questa mattina quando ci siamo incontrati, le parole che avevo detto io e le parole che avevo sentito dire dal Presidente erano le stesse di 25 giorni fa. Quindi mi fa piacere rimanere qui, mi fa piacere poter dare il mio contributo, mi fa piacere pensare a una nuova sfida, a un ruolo diverso, a un ruolo nuovo. Sono molto curioso. Sono molto stimolato, sono messo anche la giacca perché mi hanno detto che dovrei cominciare a vestire un po' diversamente, ma non cambiano gli orari. Non credo che lo farò. E quindi comincia una nuova avventura per me, e il fatto che cominci qui, ricominci da qui, mi fa piacere, mi rende felice, mi rende sereno e motivato.